giornata non è delle migliori, siamo riusciti anche quest'anno a portare il carnevale a Pieve di Soligo. Siamo felici per tutte le persone che possono godere di questa manifestazione. Ringraziamo veramente tutti i gruppi per aver creduto nella giornata di oggi, per il lavoro che hanno fatto in questi mesi per poterci allietare. Ringrazio soprattutto gli uomini della Protezione Civile quanti si stanno occupando della sicurezza e auguriamo un buon carnevale, spensiero a testa a tutti. Siamo qui a Pieve di Soligo, è stata una giornata fortunata perché abbiamo beccato proprio la finestra di non pioggia, non era facile prendere la decisione di organizzare e di confermare la sfilata che Pieve di Soligo, però è andata molto bene, abbiamo 10 carri, abbiamo anche tanta gente nonostante il tempo incerto e voglio ringraziare chiaramente l'amministrazione che ha creduto in questa sfilata, in questa iniziativa oggi e anche tutti i carristi che nonostante la pioggia prevista, minacciata, sono lungo le vie, lungo le piazze di Pieve di Soligo e chiaramente tutto il pubblico di Pieve di Soligo che ha corso a vedere questa meravigliosa sfilata 2025.